Siamo a Realmonte con il sindaco Sabrina Lattuca che nell'ambito di Carricacina Agrega ci vuole dare delle spiegazioni in merito anche a questa piazza dove ci troviamo qui nel centro di Realmonte. Sì. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di mettere a punto la programmazione e quindi Carricacina Agrega con riguardo alle attività natalizie, ma anche quello di riqualificare intere aree urbane. L'intervento che vedete qua è iniziato a settembre, lo scopo è quello di riqualificare la villetta comunale caratterizzandola con elementi siculi che richiamano le nostre tradizioni, nonché con la sostituzione di alcune piante con piante autoctone. Dicevo che il cantiere è partito a settembre. Grazie a questo intervento abbiamo scoperto che sotto la vecchia fontana vi era una perdita idrica che metteva in pericolo i fruitori, quindi abbiamo proceduto alla sistemazione del sottosuolo, al ripristino, al consolidamento e adesso possiamo riprendere con la realizzazione della nuova villetta. Siamo nella piazza Poggio Africano, altra zona dove è previsto l'intervento di riqualificazione urbana. Sì, questa è l'altra piazzetta che intendiamo riqualificare, è un'altra terrazza sul Mediterraneo, ha una vista meravigliosa e ancora una volta anche su quest'area si vuole con degli elementi di arredo urbano, con una trama diversa, ripristinando dal punto di vista idrogeologico l'area, si vuole caratterizzare il territorio, quindi Poggio Africano, la via che vedete che è via San Martino. Siamo presso la piazza centrale di Realmonte dove sarà oggetto anche di riqualificazione urbana. Sì, siamo in attesa del collaudo, quindi un intervento è stato fatto già dalla precedente amministrazione di cui ho fatto parte, adesso l'amministrazione che rappresento ha pensato dopo il collaudo di installare degli elementi di arredo urbano in linea con gli elementi pensati da una squadra di tecnici e di creativi alla villetta comunale e alla villetta Poggio Africano. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è quello di caratterizzare il comune di Realmonte attraverso la propria tradizione. Noi abbiamo dei sapori, noi abbiamo dei colori che sono siculi, abbiamo dei materiali utilizzati che verranno rivisitati, quindi le nostre tradizioni riviste in chiave moderna ma che caratterizzino il territorio di Realmonte. Un ultimo intervento di riqualificazione urbana, sindaco, riguarderà il teatro Costa Bianca. Sì, non solo in verità, abbiamo già dei progetti esecutivi, uno dei quali riguarda appunto il Teatro Costa Bianca, verrà ripristinata la regia in metallo eccetera, anche l'area contigua. Un altro progetto esecutivo è invece un progetto GAL attraverso cui ripristineremo delle aree con le piante autoctone, i giardini e allocheremo una struttura working, cioè munita di wifi eccetera, che darà la possibilità alla gente di fermarsi, di lavorare, di ristorarsi. Un altro progetto che non è ancora nella fase esecutiva ma il progetto è stato definito e sarà oggetto di richiesta di finanziamento riguarda la caserma, il nostro presidio di legalità che è proprio su questa via Venezia, è una grande struttura che ci consentirà di avere un presidio importante di legalità con maggiore unità e un prolungamento dell'orario di lavoro. Inoltre ci sono altri progetti che riguardano la manutenzione di alcune arterie stradali e sotto questo profilo ci siamo concentrati in arterie turistiche quali Giallonardo, Pietre Cadute e anche Scavuzzo dall'altra parte, quindi una serie di progetti che sono stati illustrati da me in consiglio comunale attraverso la relazione annuale che hanno lo scopo di riqualificare l'intero territorio da un lato e di caratterizzarlo dall'altro, quindi Realmonte non è solo Scala dei Turchi, l'ho detto più volte, che è un grandissimo attrattore, che è l'emblema di una Sicilia bella, pulita,